Allora, questo è l'ultimo dei 4 incontri, questa iniziativa appunto che si chiama Incontri con le tradizioni musicali della Sardegna, che aveva come obiettivo quello di presentare alcuni dei più importanti repertori e pratiche musicali di tradizione orale, con particolare riferimento all'area campidanese. Ci siamo occupati di musica strumentale, quindi di fisarmonica, di organetto nel primo incontro con Massimo Perra, di Launeddas nel secondo incontro. Ieri abbiamo incontrato Giuseppe Osù, un polistrumentista, un costruttore che ci ha mostrato i diversi strumenti e diciamo il suo lavoro di ricerca su questi strumenti. E quando il comune di Elmas mi ha proposto di organizzare questa iniziativa, ho pensato di concludere, intanto di dare varietà, quindi oltre a occuparci di repertori strumentali, di occuparci anche di repertori vocali e di dare varietà appunto in questa maniera qui e di completare questi incontri con diciamo un repertorio molto significativo per il Campidano. Intanto, come già vedete sul palco, siamo in tanti e vedete un solo strumento che è la chitarra. Ma diciamo al centro di questa pratica c'è la voce, e la voce non pensata come strumento di bel canto, ma come strumento di improvvisazione poetica. Parliamo infatti appunto della poesia improvvisata campidanese. Qualcuno potrebbe chiedersi perché l'etnomusicologia si interessa di poesia improvvisata, e il discorso è che c'è una certa tradizione di studi tipo etnomusicologico, ma è dovuta anche al fatto che in Sardegna, ma in realtà in tutte le tradizioni poetiche, almeno che io conosco, quando la poesia viene improvvisata non è mai declamata o recitata, ma viene sempre appunto proposta o cantata o comunque in forme, diciamo, di esposizione che sono a mezza via tra il cantato e il parlato. E forse anche per questo gli etnomusicologi se ne sono interessati, e in Sardegna da alcuni anni sono diversi gli etnomusicologi che si occupano di poesia improvvisata, però insomma appunto è bene ricordare che diciamo, per esempio, nella concezione di chi la fa e del pubblico che la fruisce, l'aspetto essenziale non è sentire delle belle voci, quanto è intonato colui che sta sul palco, quanto è bella la sua melodia, ma ascoltare le parole, perché appunto si tratta di pratiche poetiche. Come vedete siamo in tanti qui oggi, perché la poesia improvvisata non si fa da soli, e per dare una piccola esemplificazione e anche per fare una chiacchierata su questo repertorio abbiamo bisogno ovviamente dei poeti improvvisatori, almeno di più di un poeta improvvisatore. Poi, come vedremo a breve, nella poesia improvvisata campidanese i poeti vengono accompagnati in 2 maniere diverse. Nella prima parte della gara, un piccolo coro, diciamo, composto da 2 persone, si chiamano bascio e contra, almeno il loro ruolo è quello nell'insieme i 2 vengono chiamati sagontra, però le singole parti sono bascio e contra, e nella parte finale della gara su palco invece vengono accompagnati dalla chitarra. E quindi abbiamo qui appunto 2 poeti improvvisatori che sono, partendo dalla mia sinistra, Paolo Zedda e Daniele Filia. E poi abbiamo appunto su bascio e sagontra Gianni Cogoni e Agostino Valdés e Antonello Pau alla chitarra. La formula sarà sempre la stessa, per cui diciamo, l'idea di questi incontri è di dare alcune informazioni di carattere storico, teorico, antropologico su come funziona questa pratica poetica, di farlo chiacchierando assieme ai protagonisti e di sentire degli esempi musicali, in questo caso di improvvisazione. Seduto qui al mio fianco c'è Paolo Zedda, che appunto è uno dei 2 poeti che oggi è qui con noi, ma Paolo è una figura molto particolare perché è anche diciamo un esperto studioso di questa tradizione, ha un po' il doppio ruolo insomma, dell'insider, del poeta professionista che fa regolarmente le gare sul palco, ma è anche appunto un teorico, uno studioso, all'attivo diverse pubblicazioni, diversi studi, fa parte di comunità scientifiche che si occupano di studiare la poesia improvvisata in tutto il mondo. Quindi insomma io avrò il piacere di parlare con tutti, ma soprattutto con Paolo mi farà piacere perché mi aiuterà insomma a organizzare questo discorso sulla poesia campidanese. Intanto è bene precisare una cosa. Come già ho accennato, la poesia improvvisata non è una prerogativa della Sardegna. C'è poesia improvvisata in mezzo mondo, direi, molto diffuso nei paesi parlanti le lingue spagnole, ma anche in diverse parti del Mediterraneo, del Nord Africa, nell'Oriente, insomma,
forme di poesia improvvisata sono presenti in diverse parti del mondo. All'interno di questo scenario, comunque la Sardegna, diciamo, ha un ruolo di eccellenza. In Sardegna la poesia improvvisata è ancora molto viva, molto diffusa e nonostante insomma siamo qui in queste isolette, siamo pochi, più o meno 1,5 milioni di abitanti, esistono 4 forme di poesia improvvisata in qualche modo professionistica. Parlo di poesia improvvisata professionistica intendendo delle pratiche poetiche che sono formalizzate, che vengono realizzate appunto da poeti professionisti o semiprofessionisti, nel senso che sono degli specialisti, sono degli esperti, sanno fare un qualcosa che non sanno fare tutte le altre persone e che per fare questo vengono retribuiti. Poi il fatto che questi poeti abbiano anche delle altre professioni, insomma, questo in qualche modo, per questo li possiamo definire semiprofessionisti, però diciamo la loro competenza è una competenza altamente specialistica. Queste 4 tradizioni sono abbastanza diverse tra loro, direi. Sono diverse dal punto di vista linguistico. In alcuni casi si utilizza il campidanese, in altri il logudorese. Sono diverse per protagonisti. Il poeta professionista di una di queste tradizioni non gareggia, non fa gare nelle altre tradizioni. Sono diverse per genealogie di poeti, sono diverse per modalità di condotta della gara. Spiegheremo meglio a breve che cos'è una gara poetica, però appunto ognuna di queste tradizioni diciamo, si formalizza in una gara e queste gare hanno delle regole diverse tra loro nelle 4 tradizioni e sono diverse anche le forme metriche che vengono utilizzate per ognuna delle gare. La tradizione forse più conosciuta è quella delle ottave logudoresi, di cui tanto si è parlato in passato, di cui tanto si parla ancora oggi, spesso chiamata la poesia sarda come se fosse l'unica, molto diffusa, insomma, molto praticata e ha come forma metrica, come lingua di riferimento il logudorese e come forma metrica principale l'ottava di endecasillabi. Poi c'è una tradizione abbastanza in crisi, direi, che è quella dei muttos dell'area di Desulo, Tonara, Zara. Lì c'è una tradizione molto particolare che utilizza una forma metrica particolare, ma direi che quella in questo momento è in più in difficoltà. Ci sono pochi poeti, si faranno forse 2 o 3 gare l'anno di muttos, insomma. L'altra tradizione, scendendo sempre verso sud, è quella della repentina, diffusa prevalentemente nell'area del basso ristanese del medio campidano, quindi anche questa in lingua campidanese, con le sue regole, con i suoi poeti, con le sue gare e così via. E invece la tradizione diffusa più a sud appunto è questa di cui parleremo oggi, la gara a mutettu longo, chiamata anche cantata campidanesa. Nonostante sia meno conosciuta, insomma, questo è un grande paradosso, insomma, è capitato spesso al campidano, alle cose campidanesi, no, di essere state un po' snobbate dagli studiosi che vengono da fuori e anche dai sardi stessi. Vi faccio 2 esempi, appunto. Uno è il fatto che, per esempio, i famosi, forse più importanti studi etnomusicologici in Sardegna sono convogliati in quei famosi 3 dischi musica sarda di Carpitella, Sole e Sassu, realizzato tra gli anni 50 e gli anni 60, e in quegli anni lì appunto questi studiosi non sardi, anche Sassu era sardo, venivano qui in Sardegna e scrivevano che nel sud della Sardegna non c'era polifonia vocale, ignorando quindi completamente l'esistenza del bascio e della contra, della polifonia vocale che adesso sentirete. E invece sul versante interno i tanti sardi, insomma, se pensiamo che il sud della Sardegna, che Cagliari e dintorni sono la parte più popolata dell'isola, e quanti in queste zone non sanno dell'esistenza di queste pratiche poetiche, che invece, cosa particolare, appunto sono molto vive, molto radicate proprio nei paesi che stanno attorno a Cagliari. I paesi da cui provengono gli amici che sono qui con me, Sinai e Quartu, sono tra i paesi considerati quelli più importanti per questa tradizione. Appunto, praticamente attaccate a Cagliari, praticamente una realtà urbana in cui queste poesie sono molto, molto vive, che hanno insomma i loro appassionati, i loro praticanti e così via, ma insomma spesso dal grande pubblico queste pratiche vengono ignorate. Allora, io userei, Paolo, se sei d'accordo, forse questo microfono per parlare, se ve lo passate, ti chiedo non so, di presentarci o forse già di raccontarci, per esempio Paolo viene da Sinai, no? Sinai assieme a Quarto è considerato uno dei grandi paesi della tradizione della poesia campidanese. Allora non so se ci racconti un po' questa realtà di Sinai, forse come l'hai conosciuta tu prima e come oggi, insomma si fanno diverse gare e così via.
intanto grazie. Sinnai è attualmente una delle località in cui si canta di più, probabilmente, insieme a Quartu, Decimopuzzu, non so, forse noi facciamo circa 6-7 gare all'anno, forse Sydney è in assoluto il paese in cui si canta di più attualmente, negli ultimi anni. C'è un'iniziativa dell'amministrazione precedente uscente, non più in attività adesso, che ha avuto molto successo, ed è stata quella di finanziare le gare poetiche, una parte della spesa delle gare poetiche, attraverso il contributo comunale vincolato alla presenza degli improvvisatori nelle feste patronali, per cui diciamo che se fino a 10 anni fa mediamente si facevano 4-5 gare, attualmente quasi tutte le feste mettono in programma la gara poetica. Il finanziamento penso sia vincolato non strettissimamente alla gara poetica, però alla gara poetica o una manifestazione che tenga conto della tradizione linguistica, quindi una commedia, oppure a una gara poetica anche tra dilettanti, cioè non esattamente del circuito dei professionisti, però la verità è che quasi sempre le feste sinnaisi hanno la gara poetica in programma nel primo giorno. Qualcuno la fa 2 volte, una gara poetica nel primo giorno dei festeggiamenti, magari con i scantatori Mannus, e una in chiusura o varie in chiusura con quelli che si chiamano i dilettanti, i versadoris, gare a basse e contra all'inizio e a chitarra a fine gara. I paesi del circondario di Cagliari sono stati un pochino la culla del circuito poetico che ancora conosciamo, perché se noi torniamo indietro all'Ottocento, i primi documenti che abbiamo a disposizione partono dai primi anni dell'Ottocento e sono documentati insomma non in modo dettagliato, però in modo abbastanza preciso per tutto il corso del 1800. Le gare poetiche in quel periodo si svolgevano in paesi molto vicini a Cagliari, diciamo entro i 25 km di distanza, quindi Sinnai, Maracalagoni, Settimo, Quartu, Quartucciu, Monserrato, la stessa Cagliari, Sestu, Dolianova, più o meno. I cantatori più importanti dell'Ottocento venivano tutti da queste zone. Io penso che la tradizione mutetto esistesse anche in altri paesi, però probabilmente questa è stata la zona in cui si è più facilmente trascritto le gare poetiche, per cui a noi sono arrivati questi documenti di una zona territorialmente abbastanza ristretta. È anche vero però che probabilmente il circuito dei cantatori che poi nel corso del Novecento invece hanno iniziato a spostarsi sempre più lontano e che venivano considerati cantatori di primo livello, sono stati un pochino un'evoluzione di questo primo, diciamo, abbozzo di sistema estemporaneo pubblico, perché insomma noi conosciamo i passaggi, sappiamo che i primi cantatori Olata era di Quartuccio, il primo cantatore in assoluto documentato, nato nel 1760 e morto nel 1833, mi sa. E poi abbiamo Paoli Corrù e Bitiredda e Pillai, e Simone Nieddu, nati nei primi anni dell'Ottocento, poi abbiamo Alichese Ui, che è stato un allievo di Salvadori Cuserra, e poi abbiamo Loni e Farci, più grandi cantatori della prima metà del Novecento, che sono stati allievi di Alichese Ui, e poi così di seguito. Quindi riusciamo a ricostruire una genealogia a partire dalla fine del Settecento. Riusciamo a costruire la trasmissione dell'arte poetica e anche diciamo, le variazioni stilistiche, le modificazioni anche formali che ha subito la gara durante questi 2 secoli. Tornare più indietro è molto difficile perché ci sono dei riferimenti molto puntuali. In qualche opera del 1600 si cita la parola mutetto,
in qualche altro studio del 1700 si dice che era in uso tra il popolo e che veniva accompagnato o dalle voci culturali oppure dalle launeddas, però insomma non abbiamo esempi testuali, trascrizioni, e quindi non possiamo dire molto di più. Però se torniamo alla domanda, possiamo dire che più o meno i paesi in cui era più forte la tradizione 2 secoli fa sono rimasti ancora attualmente quelli in cui è maggiormente in uso, dove ci sono più gare poetiche, più appassionati, più amatori, non so, dilettanti è una parola brutta che non mi piace, però praticanti non professionisti, diciamo. Ok, su questo così facciamo un giro. Quest'ultimo punto che toccava Paolo è un aspetto molto interessante, perché diciamo che di questa pratica la punta di diamante è proprio la gara poetica su palco, questa a cui faceva riferimento Paolo, cioè organizzata durante le feste patronali, in cui appunto su un palco, in una delle sere della festa, i poeti professionisti chiamati dai paesi, insomma anche da altri paesi diversi da quelli in cui sta facendo la festa, vengono contattati proprio per fare la gara. In realtà queste pratiche esistono perché c'è un pubblico di appassionati specialisti. Su questo aspetto ragionavamo anche prima, no? Queste forme, queste musiche, queste poesie che venivano chiamate come musiche popolari, ecco, forse questo aggettivo popolare perde oggi un po' di senso, cioè queste pratiche non sono più popolari nel senso che sono note a tante persone, no? Popolare oggi è Adriano Celentano, insomma, che tutti sanno chi è. Ecco, queste pratiche che per anni abbiamo chiamato popolari non lo sono più in questo modo qui. Dicevamo prima appunto che questa tradizione è viva, è vitale, ma in qualche modo nascosta ai tanti cagliaritani che non la conoscono. Ecco, il pubblico di queste pratiche è più ormai un pubblico d'élite, un pubblico di specialisti, è più simile al pubblico del jazz o della musica contemporanea che non al pubblico appunto di Celentano o di Tiziano Ferro, cioè sono non tantissimi numericamente, ma sono estremamente competenti. Ecco, se noi andassimo a sentire un concerto di musica contemporanea o di jazz, vedremo poche persone, silenziose, molto attente, magari nel caso del jazz la metà delle persone che vanno a vedere un concerto sono dei musicisti non bravi quanto quelli che stanno sul palco, tutti hanno a casa i dischi di John Coltrane e di Miles Davis, quindi conoscono bene gli stili precedenti e così via. Ecco, il fenomeno è un po' questo. La poesia campanianese è molto viva, si fanno, non so, almeno 60-70 gare l'anno, insomma, se ne fanno veramente tante, forse anche di più, poi mi direte voi. Penso un'ottantina di gare l'anno in tutti questi paesi di cui Paolo parlava, e il pubblico in alcune gare e nei paesi in cui la tradizione è più forte, in gare più importanti, è numeroso, in altri è più ristretto, ma ha fondamentalmente questa caratteristica ormai di essere un pubblico altamente specializzato. Molto spesso tra il pubblico ci sono gli appassionati che registrano le gare, che collezionano i libretti delle vecchie gare, che conoscono a memoria i versi delle gare precedenti. Ecco, il pubblico è diventato questo, e come vi dicevo, questo pubblico degli appassionati sono spesso dei praticanti che non sono a livello dei poeti professionisti. E quindi in questi paesi, oltre diciamo, la gara su palco vera e propria, in realtà esistono dei contesti in cui la poesia viene praticata, non a livello dei professionisti, ma a livello di amatori. E questi ritrovi, queste occasioni per far poesia sono molto importanti, uno perché appunto mettono assieme questo pubblico, ma anche perché in qualche modo sono la palestra, il conservatorio, se vogliamo, per i giovani che vogliono diventare poeti. E allora non lo so, forse su questo, siccome Daniele è anche un ruolo attivo nel far poesia oggi a Sydney al di fuori dal palco, se ci racconti un po' forse come ti sei avvicinato tu alla poesia, ma anche delle occasioni in cui tu oggi puoi cantare a Sydney oltre dalle gare poetiche professionistiche. Dopo vedo sposato, vuoi italiano che mi arrangi bene. Benissimo. Tanto si comprende. Dunque, la passione mia nasce in domo canterà nonno, babbo, nonna, bisnonna, tutti. Però sempre a livello di festa, teniamo 11 anni, 12 anni. E caso mi viene a Marolla, intende sempre questa, su Sabro, su Domenico, questo canto, no? E mi c'è diventato un con a Marolla, a forza di intendere. E nareso che teniamo vinto a trovare che a 12 anni si vede su un tetto lungo, che dopo io su questo despota che io
fai aquele com muito longo do não dove ma ancora isso si è ritirato e ha proseguito il deo sono casa che a seguire forse via meglio di me e dunque sa non so che stiamo andando 25 anni fa che andare a ascoltare i cantatori mi picare a Brazzetto, picare a Sagaredda di Omo e andare in Gunzi come Santa Idea di cantatori ma essa sotto mese via in Gunzi poi ci abbiamo un pubblico uso provasto forse oggi c'è impedimento se su pubblico è sminguendo impedimento sono i giovani su punti di altre attenzione tipo discoteca secondo me prima casi via a Marola andare a ascoltare i cantatori sotto 50 trascorso 30 anni 40 anni fa e ahí c'è una di 15 anni poi va schiceda demonavo a Babu o gli faccio un mutetto lungo a no che vai un mutetto lungo gli faccio sistema su al cinema dove usciamo e così e dopo faccio un mutetto e a me ahí ci metti inizia la passione mia poi ha conosciuto a Paolo Zeda che in palco comunque sono cantanti dei 14 anni che mi ha raggirato era Paolo a me esibire il mese su pubblico prima no però ha sempre cantato a livello cos'è ramo tetto longo su con un salone però al pubblico mai prima di secondo a Paolo no infatti sapremo nareso so non mi viene concretamente nai so se sordio è stato con isso dannese Antonello Rubo Santa Barbara a dicembre via e poi attirai i giovani come ti risponde a Marco tengo una vitica sede nella Resunsigna, no? Che ogni giorno avevo cantatori, proprio a tirare i giovani, se poi va a costare i giovani, vuoi tagliare i giovani, su punti, su futuro vograsi, e che non ci punti gusto, su pubblico che sostenerò, penso che sia troppo vago, poi seguire, manca altri 30 anni su una resa. E vabbè, neanche 30 a noi, 30, 60 a noi, insomma, spesso si canta ancora. Dopo acabare. Ok, allora, come vi dicevo, i poeti improvvisano sempre con un accompagnamento che cambia nella poesia campidanese a seconda della forma metrica utilizzata e della fase della gara. La prima parte della gara, che poi sentiremo su Mutetto Longo, è accompagnata appunto da due voci, una delle quali gutturali, no? Anche qui per sfatare forse un po' l'idea di queste voci gutturali come caratteristiche esclusivamente del centro e del nord Sardegna, cioè relativa al repertorio del cantatenore. In realtà le voci gutturali esistono anche in Campidano, appunto in Sagontra, questo duo composto da bascio e contra, che è fondamentale appunto per l'accompagnamento del Mutetto Longo. Gianni e Agostino, tutte e due, vi chiederei... Un po' io, un po' lui. Perfetto, vi chiederei però, visto che siete di Quarto, che è l'altro centro importante, anche un po' di raccontarci come avete iniziato voi, come vi siete appassionati, ma anche di raccontarci qual è la realtà di Quarto, insomma, quanto è diffusa la poesia, quanto è praticata anche al di fuori delle gare ufficiali e così esatto. via. Dunque, se devo, sia buono che sia italiano pure. Comunque, per me su Bascio, che è una zona culturale, bene con la contrazione di scorda vocale, se bene du sono, se poi si forma su scopo mio è questo di accompagnare questa tonalità di chi mi ona da sa contra e tocca fare il possibile poi girare in pari, poi tenere questa propria armonia in maniera che sia uno suono unico, una fusione delle voci questo tipo di tecnica poi porta da uno suono che parte in tre voci e invece funti una sa sua e due sa che venti simulate del suo gutturo di me. Su traballo mio è mera trumentoso per quanto riguarda il suo sforzo. Però la parte più difficile da vai di sa contra che appunto ha una sa melodia, ha una da suo tono e una da suo tempo si scandisce proprio su tempo in cui il suo cantatore accaba da su sa sterrina e poi si introduce sa voce. È il momento giusto che fai sa contra, dopo si chiede subito di fatto con sa tonalità di sua, che è una disso, e ci toglie un'urica buona e una delle scalitazzi che pago gente tenere. Noi ho cominciato grazie a Ziane Danese, un grande poeta, che improvvisata, non fu a cantatore scetti. E così che devo praticamente questa tecnica del subascio, dopo acciuppata, una rete, proprio assorbia inconsciamente, a picciocchino piccolo, quando andiamo a Villa Simmiusa che non è mia,
ci vede una stalla de boys accanto, no? E tutti andiamo muovendo idea, così che a sedare 6 anni, 5 anni, su strocciamo, e scemo vai, già, che faccio un mo', dopo sempre ci più vai idea. Poi una di 10, proprio poi sbaglio, perché siamo accostando a questa poesia, non so pure, in primi anni 80, stiamo ascoltando una cantata, poi non so pure, stiamo cominciando a fare anche un verso, a improvvisare, e stiamo sentendo questa contra, con suo bascio, in una cantata a sesto, giusto che non sbaglio, proprio in suo stadio, in suo campo sportivo d'esercito, vi cantando magia, urro, usava e pani stanotte. Appena io aveva partito, sa contra Deo abbiamo fatto subito, sul verso abbiamo accompagnato, poi mi intendi, ma questo, come ti dici fare? Dici fare? Tordi da fare, non facciamo ancora coppais. Tordi da fare, perché adesso mi accompagnata? Ed intanto si cominciava a strocci, su bascio e contra, questo che viene sul palco. Si attendendo questi amici, e tengono se partito, e dopo si confermare su canale Daniele, poi aveva ancora un piede, tenia 15-16 anni, andavamo a Musua, e preparavamo un se via su tetto, io già danzando, e hanno servito pure, che si vanno inserendo proprio in suo canto a livello professionistico. Poi dopo una parecchia mesi che abbiamo provendo, i danesi ci hanno posto in su palco, e abbiamo andato a ICI, tutti si hanno incoraggiato. Però sinceramente a noi dicevo fino a uns 3-4 anni, noi siamo quasi 30 anni su Bascia e Contra. Ci si può già in uns 3-4 anni buono, si può assimilare tutte le tecniche belle della modulazione, della voce che può accompagnare i suoi cantatori. Ed io ho sempre cercato della perfezionare, della rendere sempre più bella possibile, omogenea, in maniera di tenere sul massimo delle espressioni del suo baghetto che potevo fare noi. Perché noi si guarnissa a cantatori. E per quanto riguarda adesso che viene indizio poi in realtà di chi ci punti dei cantatori e improvvisatori raccontai tu o Agostino? No, poi parla lui della sua okay. Che ci punti in magazzino a quarto ancora calancuno cesti però chi hanno a noi a cantare punti gente che buffa da scelta e non comprende manco su chi è narendi però dopo quando tu stai in realtà di più fino a 5-10 anni fa ci viene ancora di zilleri a quarto in magazzino che si ci passata mezz'ora che ne gioca a cazzo che ne si va a pagare pago una vitice di arengo e poi si può fare una sebino e si vede una bella versata e poi nella mezza subino gratis voluto scantatori questo scantatore diventa oltre a una palestra come ti viene a rendere in Marco poi scantatori poi si forma veramente serviva pure per attirare questa gente per consumare il subino questa è una tecnica di vendere subino però non è che in queste realtà dei magazzini del subino, si sente metà sborta, si cantata bellissima, poi ti avviene argomento su sa gente ma che con sa mente libera, non ottiene su pubblicanti, che depiera giudicare su chi narrato oppure non ci vieta su di noi, deppia pagare, deppia bene pagato e non tiene questa costanza del resa massima resa. Forse con questa libertà si lo vedo, si sente cantata bella, sa veramente de realtà che in su palco a livello dei professionisti da diaderos. Manca di verso, perché poi a Savini ho muttetto verso su chi conta le espressioni poetiche pure che danno ad ogni cantatore. Comunque, ora passo il microfono a Coppa Agostino che sappanno via troppo. Dunque, sa, era con bene questione su sardo o sì, italiano? Benissimo. Oh, allora, sì che io sono con questa lingua nostra. Dunque, questa realtà di Quartesa di oggi è diversa a me da questa realtà di Quartesa che devo conoscere e seguire degli anni 60-70. Nareo su 50 puro. A oggi c'è una differenza enorme. Intanto devo scantatori in domo, lo sapevo sempre con notto. Babbo mio si è arrangiato a fare su verso. Su frate mamma mia ha seguito 40 anni su Mimmino Moi, Farcilloni, Broi, fende su Basce Contra. Per cui per me su Basce Contra in domo era una musica abituale. Ma la differenza di prima oggi è che come te a me in domo ci via su Basce Contra, ci via Babbo, chi strimpella la chitarra, chi si va del verso. Cioè, non che abbiamo costretto, però fia da minestra quotidiana. E per forza di depiabrinta in conca questa cosa in conca in suo golo, oltre che sai conca da parlare, certe cose da parlare in truppuro, no? Se in realtà di prima oggi è enorme, questa differenza è enorme. Ma oggi
a Quarto esiste ancora una tradizione che bene o male si cercando di portare innanzi in ogni modo, sia con cantatori in mano, sia con versatori piccoli, come Tannao Paolo, sono non dilettanti, ma cantatori a mutetto corso, un areo, no? C'è sta ancora. Sì, mi parlavi di un'iniziativa. Ma su chi manca da quarto vuoi, commenta in ogni luogo, a onde si sta andando a fare su bacia contro, ma a me è su pubblico che è mancante, putta versatori, cantatori, sì, cindesti. Allora noi può giurare questa poesia, questo modo di cantare. In quarto io organizzavo la prima edizione del suo canto nostro, di poesia improvvisata dilettantistica, onde io tento 34 iscritti può fare questa poesia improvvisata, questo mottetto corso, 10 chitarristi, un pubblico eccezionale, e ho tento evidentemente sa tensione ancora per questa poesia c'è a quarto come te a Sinna potete andare a organizzare prima di noi da organizzare a Sinna ti dentro un buon riscontro come ti si ottenendo in noi questo buon riscontro e penso che chissà cosa è la camminata questa cosa bessi di bella bessi buona e soprattutto questa poesia sarda secondo me si deve fare una cosa in più può fare sì che questa tradizione sia da bacia contro sia de mottetto corso so lungo venga incentivata un pachetto di repulso devo sapere questa differenza tra mottettatori versatori nascere e ci punti bacia contro ne nasce pago puita non riuscivo a spiegare bene ma ci vuole un'uriga particolare e una gana particolare di seguire questo modo di accompagnare a fare su bacia contro mentre invece può fare su muttetto uno impara sa metrica porta la buona memoria porta un bello che di fantasia e magari è pagato d'ottavo con su bacia contro non riuscivo forse a parere mio a somma scontra che ha con notto di una sbintene anni sa questa parte scontra noasa punti stette a troppo pago c'è da volere una scuola particolare sia per su bacia contro può far sì che chi nasce da questa scontra e chi nasce da questo mottettatore ci punti picciocchetti che secondo me ci punti vogliono aiutare come ti vogliono aiutare il suo pubblico a bene a ascoltare queste cose grazie Così. Adesso passiamo a Antonio. C'è un aspetto molto interessante che sta venendo fuori. Daniele a un certo punto ha detto si andava alla gara prima perché c'era quello, non c'era nient'altro, no? Quindi questa idea della poesia o delle musiche tradizionali come qualcosa in qualche modo che si faceva quasi in maniera da un lato diciamo naturale, dall'altro inconsapevole, insomma quello c'era, tutti lo facevano. Oggi i tempi sono cambiati, insomma la competizione, se vogliamo, no? Tra l'esistenza di queste pratiche e mille altre musiche che arrivano da fuori, la competizione è molto più alta e l'effetto è che i protagonisti hanno un nuovo atteggiamento, non fanno questa cosa perché si faceva in casa e l'hanno sempre sentita fare, ma sono pienamente consapevoli dell'importanza culturale che ciò che loro fanno ha e quindi si impegnano in prima persona per valorizzarla, per mostrarne l'importanza, insomma. Un segno di questo è il fatto, per esempio, che loro siano qui, insomma. Loni e Loddo, i poeti che citava Paolo, probabilmente non hanno mai fatto iniziative di questo tipo e dicevamo, no, Paolo è poeta ma si impegna in prima persona nello studio della divulgazione di questa pratica poetica. Daniele in qualche modo è l'animatore, il motore di questo luogo di ritrovo a Sinai che permette ai giovani di incontrarsi, altre iniziative si fanno a Quarto e questo è un aspetto che riguarda non solo la poesia campidanese ma è molto simile in Logudoro e anche in molte altre pratiche musicali.
sono nate anche le scuole vere e proprie, esatto, nell'ambito della scuola civica, giusto Paolo? C'è una scuola tenuta da Paolo Zedda, insomma. Ecco, questa è una cosa nuova, insomma, che prima non accadeva, di cui gli etnomusicologi della generazione, forse prima della mia, non si dovevano occupare. Ripeto, da un lato è un segno di allarme, se lo possiamo interpretare come segno d'allarme, insomma, se c'è bisogno che i poeti scendano in campo per difendere la loro poesia, forse perché è in crisi. Dall'altro, però abbiamo persone come loro, no? Con una grande consapevolezza dell'importanza di ciò che fanno. Tant'è che appunto parlare con loro è sempre molto stimolante. Il senso e il motivo per cui io propongo queste iniziative è questo, insomma, non siamo più in un'epoca in cui si va dall'informatore o dall'indigeno, come si chiamava prima, a chiedere 2 o 3 informazioni alle quali lui ha difficoltà a rispondere, ma appunto si parla con persone che hanno grande competenza e conoscenza di ciò che fanno. Allora, dicevamo che una prima parte della gara è accompagnata da Subascio e Contra, invece c'è un'altra parte che si chiama Saversada, che poi sentiremo, accompagnata dalla chitarra. Anche la chitarra campidanese è abbastanza misconosciuta, insomma. Si conosce molto di più quella logudorese, la chitarra, quella del canto in re, no? Quella del canto logudorese, la chitarra gigante che accompagna i cantatori logudoresi. In realtà esiste anche in Campidano una chitarra. Intanto la prima cosa interessante è che, mentre evidentemente nella tradizione del nord lo strumento è diverso, no? Si vede questa chitarra, appunto si chiama chitarra gigante, una chitarra molto grande, diversa. Invece a vederla così la chitarra che utilizza Antonello sembra una normale chitarra classica. In realtà lo strumento, diciamo la struttura, il tipo di strumento è lo stesso di una chitarra classica, ma è uno strumento del tutto particolare. È completamente diversa la cordatura rispetto alla chitarra classica. Si utilizzano corde in metallo, quindi si parte da una chitarra classica su cui si tolgono le corde in nylon e si montano le corde in metallo e si utilizza una cordatura. Adesso non entriamo troppo in aspetti tecnici, però diciamo le distanze tra le corde, le note che le corde producono sono diverse rispetto a quelle della chitarra classica, e si utilizza uno stile che poi sentirete molto particolare, molto caratteristico, molto ritmico. Si utilizza il pretro e lo stile della chitarra campidanese è proprio molto ritmico, coinvolgente. Un chitarrista campidanese ha principalmente 2 fronti su cui lavora. Uno è quello dell'accompagnamento delle canzoni campidanesi, cioè di quelle forme che si basano su testi composti e non improvvisati e che vengono eseguiti non in contesti professionistici come la chitarra logudorese, ma soprattutto nei contesti informali, insomma, quindi forme come sta canzone a curva, sta canzone a torrada, i goccius che in campidanese insomma, che nascono come inni di lode, come repertori religiosi, come inni di lode dedicati ai santi della Madonna, ma che in tutta la Sardegna, ma in campidanese in modo molto importante, hanno anche un utilizzo profano, i trallallere, l'Ellara e così via. Quindi accompagnamento di queste forme in cui il testo non è improvvisato fondamentalmente. E l'altro fronte in cui invece i chitarristi campidanesi sono impegnati è proprio quello dell'accompagnamento della poesia. Antonello, io sono un suo fan sfegatato, insomma, uno stile chitarristico eccezionale, una mano leggerissima, una mano leggerissima sullo strumento e forse anche nel lavoro probabilmente, anzi sicuramente. Non so, ti chiedo di raccontarci un po' come ti sei avvicinato alla chitarra e poi, non so, forse cosa cambia tra accompagnare gli improvvisatori e invece accompagnare i brani composti tipo canzoni a curva e così via. Tanto come è iniziato, insomma? Ho iniziato con mio padre, perché mio padre cantava canzoni a curva, canzoni a torrares. Poi mano a mano che ho cominciato a imparare a suonare la chitarra, ascoltando gli altri chitarristi, c'era Benoso, Dentoni, Coccodrillo, Nanni Serra, l'ascoltavo nei dischi e ogni domenica l'ascoltavamo a Reggio Sardegna ed ero un bambino. Oggi sono a mezzo secolo, mi conoscono tutti, mi manca mio padre perché era veramente un campione. Una voce eccezionale, sì. Aveva una voce eccezionale. Nonno, che ogni settimana veniva in bicicletta da Viale Merello a Pirastro, sono 2,5 chilometri, un uomo di 70 anni, veniva ogni settimana. Antonio, dobbiamo andare a cantare. Ma devo uscire con la ragazza, sono Domenico Bonissa. E così sto continuando a suonare. E quindi tu in famiglia avevi diversi voci, cantatori, sì, ma non chitarristi? No, chitarristi no. Quindi la chitarra l'hai imparata da solo? Hai avuto dei maestri? Da solo, infatti la mia prima chitarra l'ha rotta mia madre, perché talmente l'ho gonfiata alla testa, mi aveva scoppiato. Comunque non sono solo a Peltro le chitarre campidanesi, sono anche
C'è anche lo stile d'arpeggio, esatto, è verissimo. Non lo so, cambia nell'accompagnare Saversada, l'improvvisazione, o cosa cambia invece accompagnare canzoni, se forme... Beh, cambia anche un po' il ritmo, perché la canzone viene, diciamo, più veloce del verso, e poi c'è tutta un'altra struttura, sono 10 curve, un verso, i passaggi sono diversi. Proprio, sì, cambia proprio la struttura musicale, esatto. Va bene, grazie mille. Dunque, io entrerei subito perché una caratteristica molto importante di questa gara campidanese, della poesia campidanese, è la sua complessità. Io mi sono avvicinato alla poesia campidanese nel 2003 più o meno, a parte le iniziali difficoltà linguistiche, insomma, perché io sono gallurese, poi ho imparato non a parlare ma a capire il logudorese per ragioni di studio, il campidanese l'ho imparato per ultimo, proprio seguendo gli scantatori. Però c'è veramente una complessità strutturale a tutti i livelli. Allora, noi finiremo questo incontro con delle esemplificazioni, sia delle forme metriche più complesse che di quelle più semplici. Però è necessario, prima con l'aiuto di Paolo, un po' spiegarvi sia come funziona la gara nella sua struttura, sia come funzionano le forme metriche. Allora, intanto c'è una cosa molto particolare. La gran parte delle tradizioni di poesia improvvisata, le altre 3 sarde, ma anche la maggior parte di quelle che io conosco in altre parti del mondo, si basano sul contrasto diretto, no? 2 o più poeti stanno sul palco e, diciamo, devono poetare in qualche modo l'uno a fianco all'altro, ma l'uno contro l'altro, spesso con temi contrapposti. Per esempio la tradizione, insomma, più conosciuta in Sardegna, quella delle ottave logudoresi, funziona così, no? I poeti stanno sul palco, quando arriva la parte della gara in cui è previsto lo sviluppo di un tema, il comitato che organizza la gara fa estrarre, porta dei bigliettini ai poeti, i poeti estraggono un argomento e questo argomento è sempre un argomento in contrapposizione, insomma, il bene e il male, il fuoco, l'acqua, il cielo e la terra e così via. E i poeti, quando iniziano a cantare, la prima cosa che fanno è presentare qual è il loro argomento. Quindi l'argomento è conosciuto a tutti, già dalla prima ottava. Quando inizia il tema logudorese, il poeta si alza e dice: io oggi sono il fuoco, difenderò il fuoco. Quindi tutti conoscono l'argomento. Lo conosce il pubblico e lo conoscono l'altro poeta o gli altri poeti. E lo scopo del tema, dello sviluppo del tema, appunto è difendere la propria parte, mostrare che la propria parte è migliore di quella degli altri, dell'altro poeta o degli altri. Questo è il sistema della poesia logudorese, ma anche della repentina e di gran parte delle tradizioni poetiche. Il sistema campidanese è completamente diverso, invece. I poeti sono 4 sul palco, hanno dei ruoli diversi. Il primo si chiama Suvundatori, è quello che fonda, che mette le fondamenta, che dà inizio alla gara. E Suvundatori propone un argomento e lo propone sotto metafora. Parla di un qualcosa, ma in realtà vuole parlare di qualcos'altro. E diciamo, durante lo svolgersi della gara, solo lui conosce l'argomento. Durante lo svolgersi della gara, gli altri 3 poeti e con loro il pubblico devono scoprire qual è questo argomento. La prospettiva è completamente diversa, no? Mentre nel Logudoro e nelle gare che hanno quella struttura lì il tema viene subito dichiarato, nel Campidano è all'opposto, anzi l'argomento viene svelato in maniera evidente all'ultimo giro, alla fine della gara il poeta dichiara: ciò di cui io stavo parlando era questo. Questa è la prima particolarità, che quindi pone il pubblico in una prospettiva completamente diversa. Non sei lì ad assistere a una competizione tra 2 cose contrapposte che tu conosci dall'inizio, ma sei lì a assistere a questa sorta di grande gioco, di questo gioco raffinato, di questo grande indovinello in cui questo argomento via via viene svelato, viene scoperto, gli altri poeti lo intuiscono, a un certo punto lo capiscono ma non lo svelano, continuano a giocare con la stessa metafora e così via. Quindi insomma l'attenzione del pubblico è completamente diversa. L'altra particolarità è che ogni poeta utilizza una forma metrica molto complessa, che poi vedremo nel dettaglio, che si chiama mutettu longu, che in realtà è una della tipologie, forse la più complessa, anzi senza forse, la più complessa, di una famiglia di forme metriche, che è appunto la famiglia di forme metriche dei mutos e mutettus, che sono diffusi in mezza Sardegna, in tutto il Campidano, ma anche in Logudoro. La caratteristica di tutti questi mutettus è che il componimento è diviso in 2 parti.
ciò che veramente il poeta vuole dire, cioè l'argomento fondamentale, viene sviluppato nella seconda parte, che in campidano si chiama cubertanza. E la prima parte, volutamente, proprio diciamo, la struttura di questo componimento, di questi mutos, di questi mutetus, prevede che tra la prima e la seconda parte ci sia un legame di rima ma non di argomento. Quindi volutamente la cubertanza parlerà di una cosa e la sterrina, cioè la prima parte, parlerà di un argomento che non c'entra niente. Questo è molto evidente, che so, per chi conosce i mutos logudoresi, quelli che vengono cantati a tenore e a chitarra, che spesso sono mutos d'amore, no? Il componimento, quindi i primi versi, si sterri dalla prima parte, parla di argomenti molto vari, e poi nella seconda parte, se i mutos sono d'amore, si tratta il tema dell'amore, della donna amata e così via. Ecco, lo stesso accade in campidano, quindi oltre ad avere questa grande trama de Suvini, di questo argomento che è misterioso, che il primo poeta propone, via via viene svelato, in realtà ogni poeta poi fa questa cosa in cui solo in una parte, la parte più breve del suo componimento, parlerà de Suvini, dell'argomento della gara, mentre nella prima parte, la parte composta da più versi, parlerà di un argomento che non deve avere niente a che vedere con la gara. Questo fa sì che se uno non conosce le regole di questa gara non riesce a seguirla, perché tu senti intrecciarsi, che so, il primo poeta che parla di episodi biblici in una parte e poi sviluppa invece Suvini l'argomento della gara, il secondo che parla di che cosa ha fatto ieri e poi sviluppa l'argomento della gara, il terzo parla dei vecchi poeti che improvvisavano prima di lui e poi continuerà a sviluppare l'argomento della gara e così via. E tutti questi versi vengono intrecciati. Quindi c'è questo ulteriore livello di complessità, insomma, oltre questo indovinello, se vogliamo, questo Suvini che via via deve essere scoperto, ogni poeta tratta due argomenti diversi. Allora chiedo l'aiuto di Paolo per capire un po', per entrare meglio un po' dentro l'estetica di questa gara, se possiamo parlare un po', far capire come funziona questo meccanismo della metafora, di questo Fini che si svela, quali possono essere delle tematiche tipiche, come si sviluppano, e poi anche delle sterrine, cioè degli argomenti che più spesso vengono trattati nelle sterrine. Questa questione delle sterrine e cubertanza è curiosa, poi tutti che si punta a costauso a studiare che avesse su senso del suo mutetto, ma sapremo cosa che antibio è che ci via questa incoerenza in una strofa aveti dove viene tutto il discorso che non camminante sa proprio direzione, non imparando manco su proprio stili e non trattando dei propri argomenti. Cominciando da Sacabada del 1800 e agora inesprimuso del 1900 e seguendo vince da oggi, ma basicamente esprimuso. Anticicavo vince dei spiegati che avesse questa ragione di questa dicotomia, di questo iatto, di questo bracciamento entre i due aspetti. Di sicuro ho usato su conoscesi che hanno un motetto dei cantanti vecchi, tipo dessa ventane Susu bio du bois arendi, dessa ventane Susu du lilus operendi parentiso gustoso. Però questa sterrina non ha dessa ventane Susu bio du bois arendi, è una cosa che devo bio. Una delle caratteristiche di questa sterrina, in su dei voti, se non sempre, è che devo spettatori in questa sterrina. In sa gruvettanza invece naudeo a sa sposa mia, a chiniologhi, venga da essere sa sposa mia, iso gustoso varinti du lillus overendi. Cussu e su chi deo penso, e in cui non sei proprio spettatori, sei attori. Dunque, in su mutetto due sempre due parti, sì. Una, sa prima caso spettatori, e sa secondo, anche se deo attori, anche deo decido, e propongo che riesca, usanai su contributo mio, a questa discussione, che è un mutetto singolo, solo, si comprende bene su che non hai in sa gruppettanza, ma chi se cantendi a intruso di una gara poetica, fetti sa gruppettanza è cosa che deve essere dedicata a questo argomento, ma non sa sterrina. Torrendi a su che ponava primizio, i studiosi, tanti pensavano, no, ma le interpretazioni sono varie, sa. Calancuno hanno ma su poeta sardo, poeta che poi muto se mutetto su sa proprio cosa, sa logica sa proprio. I cantatori sardi pensano una parte vetti della poesia e questo è su concetto,
E poi s'altro ci da aggiungere che stiamo su che esibiti, insomma, su binti su momento di punti cantendi, chi non è vero, se poi si possono spiegare voi. Oppure anche un'altra, no, ma sicuramente questa struttura del suo mutetto, cioè, i cantatori del suo popolo, non funti bonus a improvvisare struttura più complicata, pensando su fanti a Rinascita capire e appari due spazi del suo mutetto, esatto, non ci dà avanti su dedicato a un altro argomento. E questo punti, una è l'interpretazione da Rafa Garzia e l'altra è da Wagner, che è stato un grande studioso. Po' sa lingua sarda, ma noi non la ricciappao su 100. La verità di esti è un'altra, è come tappo un audio, che posso campidanese, pochino improvvisa da mutetus, pochino da estetica dei mutetus un conca. Sa forma corretta di comporre una mutete proprio gussa. Devono avere due facce, si deve brazziti, e vai a avere due cose contemporaneamente. Chi va a certo senso è finze sa norma della vita. Devo in noi, sono questioni dei mutetus e sono cercati di spiegare i tavunti. In suo proprio tempo si sono castiati di sa bovida di questa posente, si castiati che fatta in lina, in luce, non ne ha tanti mi gira anche io. C'è una parte che a me mi lompidi, e anche a Deu seu spettatori, e un'altra parte anche a seu attori. E a contesti in suo proprio momento, funti contemporanei. Dunque, poi uno campidanese che improvvisa da mutetto, se estetica corretta, giusta, e non fatti giusta, sabrosa efficace e cosa di un mutetto operazione in due parti. Sì. Anche una è dedicata a sa proposizioni e l'altra è dedicata a pintare un quadro. I criteri estetici di una e dell'altra sono completamente differenti. Sì. Quando si compone sa sterrina, sa cosa importante è che sia ben pintata e non è now che ci da pare un senso morale a intruso. Sì, interessante che sia coerenti, eleganti, leggera, vince, chi non entri troppo. E invece senza gruppettanza no, sa gruppettanza deve segare, deve essere racuzza e deve incidere sul discorso che si fa in suo tema e deve essere mai banalmente su chi si bidi o su chi tutto si può pensare, ma deve essere su chi devo a pensare. E possibilmente su chi devo a pensare deve essere un passo innanzi a su chi antes si pensava tutto. Sì, deve da parlare in sa logica, ma deve aggiungere anche una cosa in più. Deve in un certo senso sorprendi chi punta scuttenti. In gunisi sia in sa eleganza, in sa forma, sia in questa incisività si vede canto un cantatore e cantatore, canta buono. Poi c'è il sistema che serve, secondo me, questo della metafora, uno magari di una dimensione naturale della poesia in tutto, in scultura, in tutto sul mondo. Questa metafora che si impara in sa gara campidanese è uno magari di un mondo a sei. Poeta che ponai forma metaforica puntuale si indagata come uno magari in tutto sa poesia, però funti metafora clara, che serve a tornare più colori a un concetto che devo l'esporre, che devo usare un mius, funti un mari. Questa è una metafora, questa del mari, che serve a una città di Sammannaria, di canto funti meda se sanno mius. Però si comprende l'uego su Tollinai. In Campidano si fa un discorso basato a pizzo su questa propria metafora, che si in tutto sa allungare questa cantata. E in plus, una delle cose che un pacchetto su pubblico pretende, dei cantatori pure, è che questa metafora non sia troppo grave, che chi ne dà scutta, tenga da traballare, può scoprire bene da dove sta sutta. Torrendane, questo braccio mette un duso, all'endi su mutetto c'è un montone nel logo, dove un braccio un duso, sterrina e gruppettanza. Sa gruppettanza a volo è prazia in duso, in su senso che su chi si bidi dessa gruppettanza, non su denaro, in suo discorso, che diffondio, si narra da argomento. Su chi non si bidi in sa gruppettanza si narra fini. Faccio ancora un esempio. In una cantata che ha fatto, ognuno va da Ramona Calancuno Valenti, dove sono qui non da pubato. Una cantata che ha fatto a Iaio Mio in su 27, dunque in